Gli equilibri pre-Covid tra domanda e offerta stanno saltando. Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, fa il punto sulle pensioni pagate all'estero, 326.000, diminuite come a livello generale proprio per effetto della pandemia, nel corso del convegno organizzato dall'Istituto di Previdenza e della Fondazione Migrantes, e sottolinea come esista una mancanza di lavoratori a condizioni pre-Covid in era post-Covid, con preferenze che sono cambiate da parte dei lavoratori in Italia come in altri paesi. La competizione si fa nell'innovazione, non nel costo dei salari, che vanno aumentati, sostiene Tridico, da sempre favorevole al salario minimo. Del resto, che il mercato del lavoro stia assumendo nuovi connotati lo indicano le forme ibride che stanno prendendo piede con lo smart working e anche i dati sulle dimissioni, ormai in continuo aumento. Sono oltre 300.000 quelle presentate nei soli primi 3 mesi dell'anno, come emerso dagli ultimi dati dell'osservatorio INPS, con un incremento del 35% rispetto allo stesso trimestre del 2021 e del 29% sul 2019. Tra gli osservatori c'è chi vede la motivazione in un mercato del lavoro più dinamico, su cui però bisogna pesare l'impatto dello scoppio della guerra in Ucraina, o in una scelta di vita diversa, magari anche legata alle conseguenze della crisi e alla necessità di un nuovo equilibrio tra famiglia e lavoro. Di certo c'è un problema di tenuta dei salari, a partire da quelli bassi in partenza e in generale colpiti sempre più dall'inflazione galoppante, schizzata a giugno all'8%. Il paese è fermo ed è in difficoltà oggi, è innegabile, afferma il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che c'è una fascia di italiani che sta soffrendo ed è quella sotto i 35.000 euro di reddito. C'è la necessità di intervenire per mettere più soldi in tasca, partendo proprio da loro, e l'unica strada per farlo, rimarca il numero uno degli industriali, è quella di ridurre le tasse sul lavoro, di tagliare il cuneo fiscale. Oltre alla necessità di fare le riforme che il Paese aspetta da 30 anni, fisco, concorrenza, politiche attive del lavoro, Bonomi rilancia la proposta di Confindustria per un intervento shock da 16 miliardi che porterebbe 1.223 euro come mensilità in più e in modo strutturale, non più bonus o una tantum. Sul tema dei salari torna anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che potrebbe farsi promotore di un tavolo con le grandi imprese. A Milano ce ne sono tante, sulla questione salariale non si può fare finta di niente. I lavoratori, sottolinea, vanno aiutati di più, formule per fare da subito qualcosa ci sono, una tantum e welfare aziendale, come per esempio gli asili nido. Resta intanto aperto il capitolo del salario minimo. La proposta di legge è all'esame della Commissione Lavoro del Senato, mentre i sindacati, favorevoli a un accordo che privilegi la vita della contrattazione, attendono una convocazione del governo per affrontare nel complesso la questione salari, inflazione e sostegno dei lavoratori.